Alfonso Buscemi oggi in questa manifestazione a Porta di Ponte per dire stop al genocidio, quello di Gaza ovviamente. Il mondo del lavoro non può sottacere quello che sta succedendo in Palestina. Il mondo del lavoro ha bisogno di diritti. Per avere i diritti ci vuole la democrazia, per avere democrazia ci vuole la pace. Per avere la pace bisogna lottare per non fare le guerre. Ecco perché la CGIL nella giornata di ieri ha scioperato in tutta l'Italia, ecco perché continuiamo le manifestazioni oggi ad Agrigento per gridare al governo Meloni che la deve smettere di girarsi dall'altro lato. Il governo Meloni non può continuare ad avere rapporti commerciali e mandare le armi a Israele, perché questo governo si sta macchiando della complicità per i crimini che stanno commettendo, uccidendo 70.000 palestinesi inermi, giovani, giornalisti, donne, che non hanno nulla a che fare con il terrorismo, che non hanno nulla a che fare con la fame del tesoro della terra palestinese che hanno il governo israeliano. Farete altre iniziative in tal senso? Certamente non ci fermeremo sino a quando questo genocidio non sarà chiuso. Abbiamo in programma una lunga serie di mobilitazioni che arriveremo il 25 ottobre con una grande manifestazione a Roma di tutta la nostra organizzazione, di tutta la gente che ha a cuore la pace nel mondo e che ha a cuore la voglia di vivere, il bisogno di dare terra ai palestinesi. Oggi siamo qua perché abbiamo sentito di metterci la faccia rispetto a un genocidio che è vicino a casa nostra, che sta vedendo milioni di persone come i Gazawi abbandonare la loro patria perché minacciati di morte e dalla distruzione di un popolo e di un esercito che ha visto i propri genitori, i propri parenti subire la stessa sorte che loro stanno subendo oggi. Non possiamo fare a meno di dire la nostra, di esserci, di metterci la nostra faccia, proprio perché non ce la sentiamo di girarci dall'altra parte. Per noi è una sofferenza vedere la sofferenza di un altro popolo. Potremmo essere un giorno noi. Credete che queste manifestazioni porteranno un risultato concreto? Facciamoci sentire intanto. Maria Teresa di Calcutta diceva che l'oceano è formato da tante gocce. Noi siamo una goccia di un discorso di fratellanza, di amore tra popoli. E questo è quello che noi vogliamo fare, quello che vogliamo essere, quello che vogliamo testimoniare. Non ci dimentichiamo che siamo esseri umani e ciò che accade loro accade anche a noi. La sofferenza loro non è la sofferenza di oggetti, sono persone. Ce lo ricordiamo questo? Ci ricordiamo quella che è stata la storia del Novecento? Cosa pensiamo? Che tutto questo, anzi si pensava che tutto questo non potesse più accadere e invece sta accadendo sulle sponde del Mediterraneo e da parte di un popolo che tutto ciò lo ha già vissuto.